Mi penso di essere nato un fiantin recitando. Carlo Vianello si è spento a 94 anni. Aveva iniziato a calcare le tavole del palcoscenico alla fine degli anni 30, ad appena 13 anni. Da allora non si è più fermato. Una carriera che ha attraversato quasi un secolo, tenendo sempre alta e viva la tradizione del teatro veneziano. Cavallo di battaglia è commedia di Sortodoro Brontoun de Goldoni. Qui c'è stata la mia soddisfazione più grande di aver interpretato Todoro e aver avuto tanti bei successi e anche dei primi premi in tutta Italia. Gregorio! Qua, la comandi! Sono qua, la comandi! Gregorio! Figlio del primo violoncello dell'orchestra del Teatro La Fenice, dal quale aveva ereditato l'arte musicale, Vianello era anche disegnatore e pittore, ma la passione per il teatro ha finito sempre col prendere il sopravvento. Regista e attore, nel 1978 fondò Ribalta Veneta, compagnia del teatro dialettale di Venezia. Quando ho iniziato ero preoccupato perché non sapevo se trovare i personaggi, invece dopo con la raccomandazione di uno, l'amicizia dell'altro, abbiamo fatto su una compagnia di una quindicina di persone. L'esordio della compagnia Ribalta Veneta al Toniolo di Mestre con Signor Tita Paron di Gino Rocca. Sono stato tanto impegnato e visto dei spettacoli con Baseggio, Cavalieri, Micheluzzi e anche a Govi, ho imparato qualcosa anche da Govi. È una bella soddisfazione qui di recitare, gli applausi che si chiama, proprio ti slarga il cuore quando è platea, ti batte le mani.